Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Oggi è lunedì 17 gennaio, dunque cominciamo un'altra settimana. Come vi sentite, siamo con Mercurio retrogrado, che ne risentite un po' gli effetti che scombussolano, che scombinano, che creano un po' di impicci, cose da risolvere, problemi e soluzioni. Beh, per quelli che ovviamente sono in aspetti favorevoli con questo Mercurio, sebbene retrogrado, in realtà si possono sbloccare anche delle situazioni. E questo è il caso di quelli che hanno Mercurio magari in segni di aria o un Sole buono sempre in segni di aria, che dunque formi o una congiunzione o un bel trigono. Bene, detto questo, era tanto per tenervi un po' su, per dirvi che se vi stanno capitando un po' di impicci non siete gli unici. Vi ricordo comunque che oltre a questa sera ci sono altri appuntamenti nel corso della settimana, abbiamo il mercoledì e il venerdì sempre alle 21:15, dunque lunedì, mercoledì e venerdì 21:15 gli appuntamenti serali, ma sorpresa, ma qualcuno l'avrà già capito, anche la mattina alle 11:20 Marietto Veneziano fa delle dirette, durante le quali appunto vi risponde con le sue sibille. Dunque, questi sono un po' gli appuntamenti, come vedete c'era l'immagine del Marietto e delle sue dirette. Bene, ovviamente siamo presenti su Facebook, lo dico sempre, ma lo ripeto ogni volta per quelle persone nuove che ci raggiungono e ci possono trovare appunto nei gruppi I Casti Sacerdotali e nel gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Se amate queste discipline, non esitate a chiedere di entrare nei gruppi dove troverete molto materiale, divulgazione gratuita, link e materiale appunto di riflessione e di studio dell'esoterismo. Sempre per questa ragione, sempre per divulgazione e per trasferire, diciamo così, materiale in modo gratuito, c'è anche il sito www.ilcapitano.altervista.org, il sito è online ormai dal 2015, troverete molte sezioni all'interno delle quali potrete scaricare materiale gratuito in formato PDF, in alcuni casi anche singoli circuiti, ma per la maggiore sono raccolti in dispense con brevi spiegazioni per l'utilizzo. Se volete poi approfondimenti sull'utilizzo dei quadranti radionici o dei circuiti radionici, potrete tranquillamente approfondire nelle varie sezioni dei nostri canali YouTube, dove abbiamo appunto condiviso numerosi video esplicativi. Sempre nel sito c'è la sezione shop, questo per noi è importante perché il nostro lavoro è qui, troverete quelli che sono i nostri servizi professionali nella sezione shop del sito, tra cui appunto questo ciondolo, questo talismano cabalista, è l'albero della vita, dunque per quanti non lo conoscessero, è un prezioso talismano, soprattutto per tutti quelli che amano gli angeli, e sappiate che la Cabala è stata la prima a classificarli e a insegnare, a trasmettere quegli insegnamenti appunto necessari a entrare in contatto con queste forze, queste intelligenze divine. Questo ciondolo appunto serve a difendere, a tutelare a 360 gradi ed è anche personalizzabile, dunque potremmo aggiungere altri programmi sempre su richiesta. Il ciondolo costa 150 euro più 10 per le spese di spedizione. I programmi aggiuntivi vanno valutati a parte. Per quanto riguarda comunque gli altri servizi, potrete sempre valutare se fa per voi, magari per aiutarvi a sbloccare delle situazioni o per caricarvi di un particolare magnetismo, per propiziare un aspetto della vostra vita, ecco, allora sicuramente possiamo darvi una mano. Vi ricordo però che la magia cerimoniale ha tempi molto lunghi, se siete il tipo di persona impaziente non facciamo per voi, ve lo dico prima così fatti chiari, amicizia lunga. Bene, detto questo, vi dico insomma, vi ripeto allora gli appuntamenti: lunedì, mercoledì, venerdì alle 21:15
e ogni giorno al mattino 11:20 col Marietto Veneziano. Allora, per quelli che arrivano da Facebook e che entrano insomma nella diretta per la prima volta, c'è un piccolo passaggio preliminare. Dovrete lì dove siete nel gruppo e dove avete trovato il post della diretta, dovrete cliccare il link streamyard.com/Facebook. Questo permetterà a StreamYard di pubblicare i vostri commenti online, cioè online non a caso, ma qui nella diretta. Dunque, nel momento in cui autorizzate StreamYard siamo anche in grado di darvi una risposta. E a proposito delle domande, vi ricordo le solite cose: il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda deve essere formulata in modo chiaro. Se vi è possibile, visto che c'è comunque a disposizione un tot di caratteri nel commento, cercate di accorpare tutto in un unico commento e di dare più informazioni che riguardano la vostra domanda, così da non farci perdere tempo nel cercare di capire a chi si riferiscono determinate carte. Questo è un vantaggio per voi, visto che siamo anche in una consultazione gratuita, che ovviamente prende spazio nell'arco della diretta, dunque non essendo un consulto privato dobbiamo essere stringenti. E dunque se la domanda poi riguarda una persona, che non siete voi, ma un'altra persona, dovrete mettere, oltre che il vostro nome e la vostra data, anche il nome e la data di nascita della persona su cui ponete la domanda. E a proposito di domande, vi ricordo che questo è come dire, una risorsa gratuita. In quanto risorsa gratuita, noi scegliamo qual è la domanda che viene pubblicata e risposta di volta in volta. Noi vi abbiamo già detto, mi raccomando, non fate sempre la stessa domanda, non continuate a venire sempre a chiedere. È normale che abbiamo la necessità di farci conoscere anche ad altri e altri devono avere lo stesso diritto che avete già avuto voi. Dunque, fermo restando che siamo sempre comunque disponibili per consulti privati. Dunque, se già avete usufruito della domanda gratuita, non significa che non ne usufruirete più, ma significa che dovete passarvi una mano sulla coscienza e capire che questo per noi è un mezzo anche di, come dire, arrivare ad altre persone che non sono sempre lì a smenarcela con la solita domanda. Scusate, ma ve lo devo dire, siete noiosi a volte. Allora, cominciamo. Rosy. Ciao Ilde, ciao Marietto, sono Rosy, 29 aprile 73, ti chiedo per il lavoro. Ho fatto diversi colloqui, adesso dovrei scegliere il posto di lavoro. Cosa dicono le tue carte? Bravissima Rosy, c'è tutto. Nome, data di nascita, la domanda formulata in modo chiaro. Brava, è un piacere risponderti. Vediamo un po'. Allora, dunque, il taglio parla di un periodo in cui forse ti sei sentita un po' bloccata, in passato, situazioni che si arenavano, e che hanno probabilmente destato preoccupazione e pensiero. Vediamo un pochettino. Allora, da quello che dicono le sibille, c'è stato sicuramente, qualche occasione, più di un'opportunità che si è presentata in quest'ultimo periodo o comunque nel passato recente, qualcosa è anche arrivato per tramite di aiuti, dunque è possibile che qualcuno, magari come dire, si è proposto di darti una mano anche nella ricerca, vedi che ci sono comunque state delle occasioni, tra cui anche la presenza appunto di questo dottore. Attenzione, magari è come dire, un'opportunità lavorativa che ha a che fare con l'ambito della medicina, della salute o della legge. Potrebbe anche essere questo il senso di questo dottore, ma ci sono stati comunque dei ritardi, delle attese, delle aspettative, un periodo diciamo un po' così nel passato recente.
Ora però la musica cambia, c'è un cambiamento e stanno arrivando numerose novità, tra cui anche la possibilità che si rifaccia sentire o che si riproponga qualcuno che ha a che fare col passato. Qualcuno intendo qualcuno legato a un posto di lavoro dove tu sia già stata in passato. In questo caso vedi, sembra che qualcuno faccia l'ambasciata e che, si riproponga, guarda qui, riunione amatrice, dunque qualcosa che tra l'altro ti stava a cuore, qualcosa che ti piaceva. Dunque, diciamo che si apre, come dire, una strada, la strada di un ritorno. Dunque o è uno medesimo posto di lavoro, dunque o si tratta di rientrare in un luogo dove sei già stata in passato, oppure di riprendere un'attività che già facevi e amavi fare, okay, dunque c'è una situazione di questo tipo imminente. Se non sta già capitando è comunque prossima, perché siamo nella linea del presente. Nel prossimo periodo saranno molte le situazioni tra cui dovrai comunque fare attenzione, selezionare con accuratezza, perché le opportunità sono lì, sono a portata di mano, ma dovrai scremare fra quelle che sono vere opportunità e quelle che sono false aspettative, perché comunque la carta della falsità mette in guardia da eventuali rischi. Il rischio di, ricevere magari prospettive di sviluppi o di ruoli o di cose, poi non necessariamente queste, promesse o queste parole verranno poi, mantenute. Dunque rifletti bene, e penso proprio che valuterai in virtù di quelle che sono poi, anche le tue ambizioni personali. C'è comunque entusiasmo, c'è la possibilità che, in questo ti aiuti nella scelta una donna più giovane, magari hai una figlia adolescente, sveglia, no, che, con la quale ami dialogare, oppure c'è un'amica un po' più giovane di te. Di fatto, vedo che, il pensiero c'è, anche se il ragionamento, la capacità insomma di calcolare c'è, non ti fare però, cogliere da, come dire, entusiasmi fatui, okay, andrà ben valutato. Comunque lo vedo fare, ti vedo riuscire. Pertanto io non so dirti, visto che evidentemente i colloqui, come si è visto qua, sono stati tanti, tante belle offerte, tante situazioni interessanti, non so cos'è che sceglierai, la tua domanda tra l'altro non poneva delle opzioni, però sceglierai bene, nel senso che sarai contenta e c'è una riuscita. È anche motivo di festeggiamento. Dunque, per quanto riguarda il lavoro, tra tutte le opzioni e i colloqui che hai fatto, qualcosa va in porto. C'è però un ma, il ma è nell'esito. Ehm, l'esito è un po' così. Attenta perché intanto qui compare una figura, la figura del sacerdote. Il sacerdote può essere alternatamente o una persona matura, che a questo punto, visto l'ambito lavorativo, potrebbe essere un titolare molto in là con gli anni, cioè quasi in età da pensione, o forse addirittura ha già superato la pensione ma non se ne va in pensione, dunque qualcuno che ha comunque un ruolo molto elevato nella struttura per la quale lavorerai. Dunque o si tratta di una figura di questo tipo, un po' rigido, un po' vecchio stampo, ma giusto, okay, oppure si tratta di una situazione legale, okay, potrebbe anche essere, che riguardi il tipo di lavoro che sceglierai, cioè l'ambito legale oppure l'ambito filosofico, anche, gli aspetti della medicina ancora, perché comunque Saturno, può riguardare anche quelle che sono le onorificenze, dunque le posizioni di un certo tipo. Allora diciamo che qui si apre un discorso, un capitolo benefico, ma, che ha anche a che fare appunto con quello che sono le questioni a carattere legale e amministrativo.
potrebbe anche essere un posto di lavoro come assistente, segretaria, cioè qualcosa comunque a che fare con la burocrazia, con l'amministrazione. Di fatto ci sono delle speranze, delle cose, ma ci sarà una situazione un po' dura, vedi che sei avvisata della presenza di una donna, beh, se non è una donna, è comunque una situazione che si farà pesante e che un pochino ti farà percepire non solo tutto il peso, di questa persona o di questa circostanza, ma anche la sensazione di aver scelto magari la cosa sbagliata. Io qui non sono in grado di dirti se questa cosa, perché come vedi sono le ultime 2 carte, potrebbe comunque cambiare ancora, nel senso, che, quello che si vedrà più avanti nel tempo potrebbe indicare, un qualche altro aspetto, che poi va migliorando questa situazione. O se non è questo, ci sono delle situazioni che magari erano sospese e che sono di carattere legale, magari qualche vertenza, qualcosa, non so. Comunque, merita, la pena di fare attenzione, ecco. Allora, vediamo, io purtroppo, anche se la regia mette i messaggi a schermo. Benissimo, segretaria perfetto. Bene, bene. Sì, attenta però perché, c'è una figura che magari è un po' così, un po' ai limiti, dovrai corazzarti o armarti di santa pazienza. Valentina: "Buonasera Hilde, vorrei sapere come può andare tra me e Valentina, 15 luglio '88, e Saverio, 19 marzo '85. Ci stiamo iniziando a frequentare." Bene, bene, vediamo allora Valentina e Saverio. Okay. Allora, bene, come vedo dai commenti, Marietto vi ha invitato a, autorizzare StreamYard, mi raccomando, altrimenti noi non vediamo chi siete. Vediamo ovviamente la domanda, ma non è bello, cioè non è corretto. Cercate di autorizzare, voi che arrivate dal gruppo Facebook, StreamYard, lì nel post prima, che precede insomma la schermata del video, e, dopodiché appunto non sarà più necessario in seguito. Allora, Valentina e Saverio, vediamo un po' questa frequentazione come andrà. Valentina e Saverio. Mh. Allora, mh, qui non so, sai, il taglio a volte dà delle indicazioni così un po' estemporanee. Qui c'è un po', un aspetto che, potrebbe essere, di natura fisica, no, ma anche, possiamo dire quell'intesa, quella chimica, che forse risulterà un pelino problematica, forse. Vediamo un po', però scusate, ecco qua. Allora, qui, si vede però una figura, qua comincia subito con la donna maritata. Dunque, a meno che tu 88 mi sembra un po', boh, non escludo nulla, magari hai già avuto figli, oppure un precedente rapporto importante, dunque, questo rapporto poi, vedi, viene segnalata nel passato una situazione comunque problematica, forse nell'ambito lavorativo, oppure perché c'è comunque la carta del mercante, oppure con una persona che,
era così, un po' calcolatrice, o potrebbe anche indicare magari, che, un uomo che si è fatto da sé e che, è un piccolo, imprenditore, un commerciante, un libero professionista. Diciamo che c'è una situazione che però descrive e dà come connotazione importante di rilevanza l'ambito lavorativo. E qui che ti vedo un pochino soffrire, vedi che nel passato questa situazione ti deve aver portato parecchio a costernazione, confusione, cose che si sono rivelate false, molte chiacchiere, pochi fatti, dunque arrivi da una situazione un po' così. Ora questo è un nuovo inizio, ma ci sono ancora delle cose che non vanno. Ora, se queste sono cose che ti stai trascinando dal passato o cose che si solleveranno nell'arco di pochi giorni, non lo so, non si capisce bene, si vede però che è un inizio travagliato. C'è già, un qualcosa che ti sfugge un po', qualcosa che non secondo me non non è una cosa che quaglia questa. E infatti non ci vorrà neanche molto se e spero di sbagliarmi, però per quello che vedo dopo non mi dispiace, nel senso che qui vedo che ci sono delle cose che non vanno, grosse incomprensioni che da subito ti mettono un po' in crisi. Qualche tratto, qualche cosa che forse ti spingerà a desiderare di chiudere, okay, c'è, qualcosa che però attenzione perché qui mi arriva un'altra figura, vedi? Dunque, tutto sommato io non so se a questo punto non so se questa persona o questa situazione ha ancora a che fare con strascichi del passato, oppure se è fin da subito con questo ragazzo che qualcosa non tornerà. Ma di fatto o che sia una situazione del passato, o che invece è con lui che non magari nasce e muore, nasce e muore, vedi qua, nel giro di poco, comunque vedo un uomo molto gagliardo, molto, propositivo e che probabilmente ti corteggia da lontano. Questo però dovrebbe essere una nuova conoscenza, perché c'è anche il messaggero, dunque, penso proprio che si affaccerà un'altra persona e guarda, credimi, questa merita, perché non solo ti corteggerà, anche se tu magari inizialmente non ci farai tanto affidamento. Primo perché la carta della leggerezza sembra voler dire che avrà un approccio un po' frivolo, oppure, molto incentrato sulla condivisione delle passioni, degli hobby o di cose comunque piacevoli. Ehm, Però guarda che la cosa si trasforma nettamente. Qui abbiamo il gran signore. E dunque Valentina, o va o non va con questo ragazzo, io ti vedo poi innamorata, ricambiata, con un uomo come si deve, da un uomo come si deve, dunque, diciamo che, comunque vada sarà un successo, come diceva Chiambretti. Allora, qui donna di servizio, pensiero, nemica, amatrice. L'unica cosa su cui avrai da fare di più e che ti darà più da pensare è una donna del passato che è ostile. Dunque è una figura, forse una ex, magari quest'uomo qua, ha anche un'ex moglie, chi lo sa. Di fatto questa figura potrebbe essere un pochino, l'unico neo, ma, nonostante tutto lui merita. Dunque non so se si tratta di Saverio, comunque starai bene e sarai felice. Ed è una gioia per me poterlo dire, perché non vedo sempre carte così. Allora, vediamo un po' Mirela. Vorrei sapere se riesco a trovare lavoro, insomma, nata il 18 agosto '74. Okay, va bene. Mirela, vediamo se c'è il lavoro. Caduta una carta. Forza, non ti scoraggiare, dai. C'è un po' di abbattimento, eh. Vediamo un pochettino.
Intanto comunque ringrazio e saluto tutte le persone che hanno deciso di trascorrere un po' di tempo con noi, che ultimamente per poter rispondere o dilungarmi un po' nelle parti dove presento, insomma, mentre aspetto che le persone si colleghino, non saluto più, ma è anche difficile perché mi metto subito in quarta. Allora, Belvedere Gran Signore. Bene, qui sembra arrivare, proprio rispetto alle questioni lavorative, un uomo che, ti aiuterà. Dunque è in arrivo una figura del genere o forse stai già aspettando che qualcuno che conosci ti aiuti. Vediamo comunque. Mh. Eh, allora, Mirela, qui la situazione è un pochino, come dire, un po' più articolata. Ehm, Ci sono carte ancora un po', soprattutto nel presente, ci sono carte un po' pesantine, dunque la cosa non è imminente, ci sono dei problemini in più. Intanto c'è già nella linea del passato un aiuto o degli aiuti che o un periodo di malattia, di malanno, di malessere, e forse causato in particolare da una persona, perché c'è comunque questa carta qua della nemica. Diciamo che sei stata veramente male. Non so se hai avuto un disturbo, un problema, di salute oppure mobbing sul lavoro, cioè comunque un grande disagio nella linea del passato, però nonostante tutto le ultime 2 carte chiudono nettamente meglio, dunque questa cosa sembra essere stata brillantemente superata. Abbiamo ehm, abbiamo poi, però un presente ancora che non ingrana. Come ti ho detto, ci sono qui dei rimpianti, forse un accordo o un contratto non è andato in porto, non va in porto, e magari ti accusi, ti rimpiangi qualcosa, c'è anche nostalgia di un qualcosa del passato, dunque è una situazione un po' particolare. Non è ancora, come si dice, il momento, no, però nel prossimo periodo cominciano a presentarsi delle occasioni che potrebbero cambiare un po' le cose. Tra l'altro anche, come dire, un totale rinnovamento rispetto alle cose e le attività che hai fatto fino ad oggi. Compare comunque un ragazzo più giovane, una figura più giovane. Potrebbe essere chiunque, visto che non so nulla di te, potrebbe essere un figlio che va quasi per la maggiore età, potrebbe essere, un collega di lavoro o un subalterno o comunque qualcuno più giovane, potrebbe essere un caro amico, un amico fidato che cerca sempre, sai, di darti una mano, di starti vicino a modo suo chiaramente, magari non lo fa bene, però lo fa. Dunque ci sono delle situazioni di questo tipo che avranno a che fare con questa persona nel prossimo periodo e potrebbe anche nascere l'opportunità di una collaborazione. Di fatto arriveranno, delle notizie, o delle risposte che ti lasceranno un po' così, un po' perplessa, perché sono comunicazioni discordanti. Dunque, o questo ragazzo, questo domestico, magari si fa da tramite per delle occasioni, ma sono occasioni di cui non c'è, come dire, concretezza o sicurezza o le informazioni cambiano di volta in volta, dunque c'è quel senso di instabilità, no, di confusione. Però quello che si vede è che comunque una notizia ti arriverà e potrebbe proprio riguardare anche la possibilità di un colloquio, perché c'è un incontro vis-à-vis, tête à tête, chiamalo come vuoi, comunque un incontro di persona.
e facciamo prima a dirla in italiano. Dunque c'è, come dire, qualcosa che si muoverà fra qualche tempo, ma non è nell'immediato. L'esito comunque L'esito comunque dà delle speranze in più, delle aspettative in più, perché anche qui compare una figura di un certo tipo, dunque, potrebbe essere un titolare molto molto grande in età, oppure, ehm, magari è un uomo in pensione, ehm, beh, come ho detto prima, il sacerdote quello è di fatto, però c'è, anche la possibilità appunto di una legalizzazione, un contratto ufficiale, anche se la stipula del contratto è qui, e qui vediamo che invece non va in porto qualcosa nell'immediato. Però, proprio perché è già uscita qui, non poteva uscire una seconda volta, magari questo significa che avrai questo accordo di cui sarai contenta, c'è quest'inizio, ma attenzione perché sembra che sia un inizio in prova. Perché dico così? Perché il nemico è, chi spia, chi osserva le prove, gli ostacoli. È per questo che la sensazione che ho è che inizierai un lavoro, ma sarai prima messa in prova, e non vedo ancora quella, però c'è, okay? Dunque, se non altro magari c'è da aspettare un po', però alla fine c'è. Bene, allora ragazzi, e ora mi dilungo un secondino prima di salutarvi per dirvi perché non dovete tormentare con la stessa domanda, perché è controproducente, è un'indicazione di sfiducia nei confronti delle sibille, è un mescolare le energie qui, là, poi magari andate da un altro, poi da un altro ancora, fate la stessa domanda a 50.000 persone, vi prendete le energie sporche da lì, da là, da laggiù, e quindi le vostre cose si incasinano. Ragazzi, siate seri, le sibille non sono un gioco, anche se le si deve fare per gioco, cioè non vivere morbosamente sul risultato, però non è un gioco, sono piccoli archetipi. Dunque fate attenzione anche a smuovere le 1000 cose importanti a destra e a manca, non è proprio l'ideale. Dunque è vero fare una domanda di una cosa che vi sta a cuore, però primo, non continuate a fare la stessa domanda per queste ragioni che vi ho detto. Secondo, perché in ogni caso, è un, come si dice, è un pensiero quasi ossessivo, dunque voi stessi continuate a reiterare il problema nel quale siete. Una volta che avete avuto una risposta, boom, passate ad altro, non ci dovete pensare più, fate esercizio di presenza, dominio della mente, altrimenti ciaone, non ne uscite dalle situazioni. E ve lo dico anche perché oltre a occuparmi di quello che è, dare delle risposte con i mezzi di divinazione, sono comunque prima di tutto un'iniziata. Io ho fatto un grandissimo percorso e per questo ho rilasciato un sacco di video sul mio canale YouTube proprio per aiutarvi in queste cose. Allora, avete un problema? Non dovete vederlo come un problema, guardatelo come una soluzione e soprattutto smettete con le morbosità. Primo perché noi a vedere anche sempre la stessa domanda non è proprio piacevole. Immaginatevi da fuori, come vi venite percepiti se anche altri utenti vengono e trovano sempre la vostra stessa domanda? Avanti, su. Bene, detto questo, vi ricordo mercoledì alle 21:15, venerdì alle 21:15 e tutte le mattine, oltre a il lunedì alle 21:15, tutte le mattine 11:20 col Marietto Veneziano. Un grande saluto e buona serata a tutti